Si parla tanto di impegno nello sport, si parla di credere in un progetto che parte da lontano, che si chiama Farmasinara e che nella fattispecie del suo Deus e Machina, Giorgio Pintore, ha sposato da quest'anno la CMB Porto Torres, un'annata incredibile per questa società giovane, ne abbiamo appena parlato con il coach Walter Corrias, è però un impegno che poi alla fine ripaga, perché? Perché questo territorio ha tanto da dare. Giorgio Pintore. Allora sì, noi abbiamo così casualmente siamo entrati in questo giro di amicizie, di territorio in cui Farmasinara è stata un po' anche chiamata a raccolta, diciamo, per supportare. Abbiamo supportato volentieri la CMB Porto Torres, così in sordina, una squadra in Serie D. E in realtà hanno fatto un campionato strepitoso, un campionato molto accattivante anche per noi che iniziavamo questa avventura, e quindi l'occasione di fare la finale della Serie D, in più chiamarla Trofeo Farmasinara, ovviamente ci ha allietato non poco e ci siamo resi immediatamente da subito disponibili, e con l'aiuto della federazione e poi della squadra, che sono dei ragazzi magnifici volontari che si prestano in tutto e per tutto, abbiamo dato il nostro supporto. Il territorio è quello nostro, è quello di Porto Torres dell'Asinara. Ho voluto fare questa conferenza stampa proprio nella sede del parco, proprio per come dire, consolidare ulteriormente che Farmasinara è anche l'Asinara che viene dietro, e il parco è come dire, un attore assolutamente principale in questo progetto. Noi esistiamo in quanto esiste il parco e esiste tutto il lavoro che facciamo, quindi con grande gioia, con grande entusiasmo stare a fianco a questi ragazzi e sperare che sabato ci sia quanta più gente possibile a questa festa. Ovviamente adesso passiamo la palla a loro e devono vincere, questo è fondamentale. Palla 2 alle ore 18 al Palazzetto delle Città Unite di Porto Torres, e questo trofeo Farmasinara che vi renderà orgogliosi sicuramente per quello che è il vostro impegno, e perché no, può essere una sorta di induzione ad altre realtà del territorio affinché si avvicinino con piccole sponsorizzazioni, perché non servono tantissimi danari, però per rendere merito a questi ragazzi. Grazie Giorgio Pintore. Grazie a voi e auguri a tutti. Grazie.